cantierizzazione più veloce e quindi snellimento della burocrazia, autentico spauracchio dello sviluppo del paese, perché risulta più che urgente la necessità di costruire per l'irrigazione e la sicurezza idrogeologica. Si è levato alto l'appello dell'ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane, riunita nell'Assemblea di Roma dell'Associazione dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, dove la voce del Veneto, realtà territoriale ricca di corsi d'acqua, ha un certo peso. Nel Veneto abbiamo 150 milioni di euro di progetti cantierabili, attendiamo queste risorse da 4 anni, da 4 anni aspettiamo che queste risorse arrivino. È importantissimo per la risoluzione dei problemi del Veneto avere queste risorse. Progettare un'opera e realizzarla e vederla finita e completata dopo 10 anni rischia di rendere inefficace ciò che lo spirito della progettazione aveva sancito. Questo è un elemento che nel Veneto, un Veneto che è un territorio ad altissimo rischio idrogeologico, dove abbiamo dall'altra parte un'agricoltura tra le migliori d'Italia, tra le più importanti d'Europa, che ha necessità di avere la risorsa idrica disponibile, questo non è ammissibile. Noi da questo dobbiamo partire assieme appunto alle istituzioni per dare una risposta ai nostri territori. L'Italia è il paese dove la burocrazia la fa da padrone. Noi abbiamo detto in più di un'occasione che il taglio della burocrazia, il taglio dei tempi è uno dei punti cardine sia del contratto di governo ma soprattutto di questo Ministero. Di conseguenza in me avranno sempre un alleato, perché sarà lo step one del Ministero dell'Agricoltura e Turismo il fatto di tagliare il più possibile la burocrazia.